Non possiamo fermarci perché quotidianamente purtroppo accadono incidenti sul lavoro spesso anche mortali. Sotto una pioggia battente in 500 fra delegati sindacali FIM, FIOM, WILM e rappresentanti della sicurezza delle aziende venete, Nutrita, la pattuglia di Electrolux, Fincantieri, Acciaierie Venete, hanno sfilato per le calli di Venezia, direzione Palazzo Ferrofini. Lì, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, il presidio si è protratto per tutta la durata dell'incontro con gli assessori al lavoro Elena Donazzan e alla salute Luca Coletto, perché adesso servono risposte concrete. Come metalmeccanici abbiamo proprio chiesto da tempo anche noi di discutere di ciò che succede nella nostra categoria, dell'infinita sequenza di incidenti che sta funestando il settore dei metalmeccanici. Le richieste al tavolo regionale, maggiore impegno delle istituzioni e un piano straordinario per rafforzare gli organismi di controllo e di vigilanza. Alle aziende a riattivare gli investimenti perché la sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere considerata un costo. Il tema è in assoluta emergenza da salute e sicurezza, dobbiamo intervenire per avere più prevenzione nelle fabbriche e più formazione qualificata per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori, gli RLS. Dopo gli stati generali attivati dal Presidente Zaia, oggi focus sui settori della metalmeccanica, della siderurgia e della cantieristica per realizzare un piano straordinario per la sicurezza nei luoghi di lavoro. I tempi? Entro lunedì prossimo il Presidente Zaia ha chiesto a tutte le parti presenti ieri di far pervenire proposte operative e emendative del documento di base che è quello del sindacato. Con questo tavolo di oggi, quindi con il gruppo dei metalmeccanici, noi abbiamo deciso di aprire un tavolo molto operativo e molto tecnico perché vogliamo andare a mirare anche l'obiettivo. Al Ministro del Lavoro Poletti la Regione ha già presentato una proposta che prevede proprio la riorganizzazione in termini numerici degli SPISAL. Di assumere del personale in più, quindi andare a implementare di conseguenza quelli che sono i controlli a garanzia dei lavoratori attraverso l'impiego delle sanzioni che vengono erogate alle aziende. Quindi direi che la proposta potrebbe essere interessante, è stata accettata di buon grado dal Ministro Poletti. Per i sindacati un incontro significativo, tassello della grande mobilitazione che sabato prossimo culminerà con la manifestazione unitaria regionale a Padova. Questo è solo il primo passo perché spesso e volentieri non diamo continuità a queste cose, facciamo queste iniziative tra virgolette estemporanee laddove succede l'infortunio e dopo si spengono, a nostro modo di vedere, i riflettori da parte un po' di tutti. Serve un impegno costante sulla sicurezza, serve cambiare la cultura della sicurezza.